Al via stamani ad Agrigento presso il consorzio universitario l'attivo unitario della CGIL, CISL e UIL. Il tema per una nuova stagione del lavoro e dei diritti che è propedeutica alle iniziative del 13 Milano a maggio 2023, il 20 Napoli a maggio 2023. Il congresso è iniziato con i saluti di Emanuele Gallo, segretario generale della CISL Agrigento Caltanissette Enna, presieduto da Gero Acquisto, segretario generale della UIL di Agrigento, con la relazione di Alfonso Buscemi, segretario generale della CGIL di Agrigento. Ha concluso i lavori Rosanna Laplaca, segretaria regionale della CISL Sicilia. Ecco, come si prepara il sindacato alle giornate di mobilitazione che avete in calendario contro questo governo e quali le priorità? Stiamo attivando dei percorsi di mobilitazione in tutti i posti di lavoro, anche attraverso gli attivi unitari come questa mattina, in vista delle grandi manifestazioni interregionali. La nostra sarà per le regioni del sud e a Napoli, e questa piattaforma, che nel merito delle questioni rappresenta un carnet di proposte molto importanti perché il cambiamento del Paese sia legato al miglioramento di vita, delle condizioni di lavoro, di vita delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e pensionanti, ma anche delle donne, dei giovani, sempre più ai margini del mercato del lavoro. Questi sono contenuti molto importanti e noi riteniamo che per raggiungere obiettivi seri, per avere uno sviluppo sostenibile dell'Italia e della nostra regione in modo particolare, siano necessarie delle relazioni industriali, sindacali stabili, strutturali, un confronto di idee di merito, nel merito delle nostre proposte. Gli assi trasversali sono il lavoro, il fisco, la previdenza, ma anche l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che insieme ai fondi strutturali europei rappresentano una risorsa, un'occasione molto preziosa che noi non possiamo permetterci di perdere, per dare veramente la possibilità intanto portare il lavoro, questa terra, il lavoro dignitoso, un lavoro stabile, un lavoro sicuro, che sia fortemente tutelato e che rappresenti la possibilità e la condizione per migliorare le condizioni di vita delle persone. Noi chiediamo più lavoro, chiediamo di rilanciare l'economia italiana, veniamo fuori dalla pandemia, quindi c'è un paese che soffre, abbiamo bisogno di rilanciare sui servizi, sulla sanità, abbiamo una sanità che non dà servizi ai cittadini e quindi dobbiamo cercare di invertire la rotta. Oggi parleremo con tutto il gruppo dirigente, siamo in preparazione della manifestazione del giorno 20 a Napoli. Stiamo organizzando 3 grandi manifestazioni, una a Milano, una a Bologna e una a Napoli, appunto per parlare al territorio. La gente ci segue, la gente ha bisogno di risposte, quindi cercheremo di intervenire nei confronti di questo governo nazionale che è stato votato dal popolo, ma che a quanto pare inizia a non dare le risposte che doveva dare alla gente. La CGIL, Buscemi, il suo punto di vista? Abbiamo un paese precario, un paese che sfrutta i lavoratori, c'è gente che lavora 8, 10, 12 ore al giorno e dentro la soglia della povertà, non riescono ad arrivare a fine mese le famiglie. Contratti, si ritorna ai voucher, si ritorna ai contratti a tempo determinato anche sino a 36 mesi. È un contesto che fa scappare i giovani dal nostro paese perché giustamente si rifiuta di continuare ad essere invisibile, precario, essere sfruttato. In questo contesto noi con le manifestazioni che abbiamo stabilito nel mese di maggio vogliamo aprire, speriamo che questo governo si accorga quanto malessere c'è nella gente. Ci hanno di fatto scippato il servizio sanitario nazionale, la gente ormai non si cura più, alla faccia dell'esigenza di porre fine, di mettere in campo un sistema di prevenzione, e in questo quadro CGIL, CISL e UIL continueranno le proprie battaglie in piazza sino a quando non troveremo le soluzioni.